Se sono arrivato a 27 libri, verità? Verità, perché questa 27 libri sono 27 ebook, bisogna precisare. Quando uno scrive 27 libri in un solo argomento, non può pensare che ha scritto favolette poi spipiose. Usa pure, però la scrivo in altri ambienti. Quindi questa cosa dei 27 libri pare che non sia accettata da Medasa, questi tutti sono scritti da Sardana, i popoli del mare, tutti, in Sardegna, in Italia, passa in Francia, in Francia esprimono su un stesso stesso. Castor Masperò è questo che ha donato il suo nome a questa gente, di Narauso, io sapevo di nascere Sargente Mari in sardo, giusto? Mi piace, Sargente Mari, Sardana, Sargente Mari. Quindi è una cosa... Ma si può dire che Sardana viene sardo, sì? Si depinai. Si depinai, mancai all'incuno, deponare una cosa a legge, mancai all'incuno che arpidi. Poi questa storia narrausa ufficiale, mantenere antisso, fai dedotto poi non riconosce il Sardana come sardo. Devo sapere risposto solo una cosa in un dibattito narrauso mentai. Il Sardana non funti sardo, n'arabi chi ne punti. Poi i tuscia punti etruscoso, i saccalasa punti siculoso, il libo punti africano, i libici, tutti riconoscono. Solo il Sardana, che voi date un nome su Sardana, che non è da essere Sardana, è essere Sardana, come sul ballo di Barcellona, è una Sardana, ballo tondo, no? Che deve imparare un nome da esso. Come è Sardana? Esattamente. Poi stai su un'altra parola, non è un'altra catalana, è una Sardana. Comunque la Sardana, uguale a Sardegna, mi pare facile. Noi siamo Sardegna, poi gruppo dei francesi e spagnoli, io da essere Sardinia o Sardina. Sardina però, è legio, come te lo capisci, che tiene il suo nome in tutto il mondo, stranamente, in altra Sardina. Adesso vuole nord e vuole sud. Come ti mai tutti, arabi, compresi, Sardina o non è Sardina? È scritto Sardina? Sardina. O non è che ci via ad uno? E questa teoria è scritta già più di 20 anni fa. E noi, punta ribende pure sconferma ufficiali, adesso il mondo accademico. Il mondo accademico in Sardegna mi pare difficoltoso. Te stesso questo professore, una volta che è andato in pensione, questa Università di Castello, ha scritto un libro, Sardana, Sardegna. No? A me fa piacere, però insomma, non credo che abbia scritto Leonardo Medes come primo autore, però Medas lo riconosce entre un altro. Ma questa teoria sicuramente è cusa. Scusa, quando uno scrive 27 libri su un argomento, cioè, a barra pago dei scritti. Quindi sono iscritti dopo di me, da nessuno loro da piegare. Ho da piegare solo da pubblicare da Deo, però Deo ha scritto altro pure, perché il libro mio punti ricerca di Leonardo Medas, ma giro non solo in Egitto, ma in tutto il mondo, dal Baltico all'Africa. Quindi, Medas cosa, interpretazione della Bibbia, eccetera, tipo questa tribù di Dana, è cosa mia. Medas oggi comprendi Vince Sbillino, grande scrittore, ha visto pure scritto cosa della tribù di Dana. Prima no, però Camosè non... Ma Bellino è un umano, lui oltretutto è uno linguista, però quando ha descritto che Mosè non è passato sul Mar Rosso, ma è passato Yansuf, che in Yam vuol dire mare, ma su vuol dire giunco, quindi gli stani sopra, capito? Questa è una cosa che ha scritto da 15 anni fa, questo l'ha scritto 4 anni fa, capito? Senza polemica, però è così. Non ci è sempre una cosa bella che si indichistioni. Certo. Poi sul ruolo della Sardegna, 3.000 anni fa, non via da questo che si può tanto pensare. È un'altra cosa incredibile che questa storia nostra, questa storia della Sardegna, non c'è nel libro. Non c'è nel libro su italiano? Italiano su questa proibito. Non c'è. È proibito. Ma pure il fascismo è spacciato. Grazie a Dio è spacciato 80 anni fa.
Però oggi è tutto, no. Sì che a CS questa vacanza. Poeta, non tenevo preso su Mincul Pop, che via da Ministero della Cultura Popolare non fue domani. Però ho i libri di testo punti in mano a gente che ha del Ma non è potere. sì ora ci da vonni. Vabbè, questo dipende dai sargenti però. In Francia quando i punti giravano veramente cosiddetti che diventavano eccetera, anche perché sul resto la regina, ghigliottina, sì, non ghigliottina o pure, però insomma uno streolo non... Ultima pregunta. Noi in decimo c'è un Vicciocco, così ci vede noi e tutto, che ha scritto un libro, ha fatto una ricerca su a pizzo su... a pizzo su dei spintaderas. Ma te attenta questa spintaderas. Il calendario di Sardanas, dopo questo calendario nuragico in suo libro che ha scritto uno libro intero con spintaderas, però è una questione di un calendario scientifico, ma non piegato così dopo bisogna una testa, piegato dai documenti di varie pubblicazioni, di questo dell'Aquila, mi pare che via da Pasqualino, De Pascale, non Pasqualino, De Pascale, un ingegnere mi pare. Professore, qualcosa. E ha scritto questa cosa di una di Spintadera, questa del Banco di Sardegna per intendere. E ho pubblicato quest'altra Spintadera, che è praticamente un calendario dei festas che noi dei neosi. Dei festas nostri, ma quali festas? I festas sono ti usano de solstizios e de lampadas. Certo. Santuanni, solstizio d'estate, Capodanni che è l'equinozio carauso, poi persino il sfogos di mezzo inverno, Sant'Antonio, Santo Sebastiano cristianizzati, no? Ma questo sono ancora bios con i maschera, sono Oriena, là con i fogaloni enormi, e Imbolc, e punti parallelos al suo calendario celtico, esatto, popoli del mare, tua Taredana. Quanti fai, vorrei calcoli? Calcoli, questo lo faria da De Pasquale. Devo praticamente mi interessa da Sole e la Luna, come ti vedi anche Zantigos, perché gli Zantigos il 21 di marzo cominciante guerra, cominciante allieso, il viaggio, c'era tutta una cadenza. Ora legale non ce n'è via, insomma, l'ora era quella. Da Pasca, via Povasca, via da Sovrimo, plenilunio, dopo equinozio di primavera. Tassativo. Poi arriva sul cristianesimo, ci vuole sul domenico sfasato. Meno male che non la venivo accanto all'inizio di aprile, vicina all'equinozio, però si controllo, il plenilunio sicuramente non è domenico, però domenico viene di Narauso, no? E quindi ci sono, però è un calendario usato da popolo antico. Il popolo ha fatto tutto scalcolo, d'ogni vintadera, e d'ogni vintadera serve da calcolare una cosa specifica. Può essere la gestazione di una femmina, può essere sul ciclo di Venere. Sì, poi dipende tutto sul sole della Luna. Alle Canarie, a Tenerife, Spintadera, a punti calendario. Se ti capita di andare alle Canarie... Ultima pregunta. Noi abbiamo fatto 27, a cambio su 28. Mulere mia, ma no, l'una era sempre, è l'ultimo. Però no, non ci credo manco sa. Però con gusto che l'ultimo che ho fatto è praticamente in ricordo narauso del suo primo, dei Sardana ai popoli del mare, con questo bronzetto che è una cosa che questo bronzetto non lo conosceva Nemoso, lo conosceva anche questo che si saluta con sa mano, questo che non ha degli ezzo, comprendi? Questo non lo sindaco dei tetti, Leonardo, bravo. Quindi, per mi ricordare dei gusti sul libro che avevo scritto, questo 27 libri, ho scritto gusto, che avevo epilogo tutto, con le altre cose che andavo in Egitto e in giro per il mondo a scoprire questa
questa cosa nuova, che confermano ancora oggi, con questa data che abbiamo citato oggi, Catone, eccetera, tutto confermato. Non è Leo che Leonardo, non è Leonardo. Leonardo l'ha scritto, però spiegato di altri grandi. Anda bene, Anda bene. Alla prossima. Alla prossima, devo bollare.